G2-3. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Ben ritrovati a Brescia Belesa, il quiz sulla brescianità. Attenzione, iniziamo con il dialetto, el bec. Che cos'è? Va bene, il becco potrebbe essere, però noi vi chiediamo, è la persona magra, è il mirtillo oppure il caprone? E poi attenzione, sul muro esterno del Palazzo delle Poste di Piazza Vittoria si vede ancora oggi una porzione di un antico edificio affrescato da Lattanzio Gambara. Dove si trova esattamente questa porzione di muro? Sul lato ovest del palazzo, ovvero in via 24 Maggio, sul retro del palazzo, ovvero in via Alessandro Volta, oppure sul lato est, in via della Posta? Ed infine, chi fu Carlo Pisacane, a cui Brescia ha dedicato una via, un medico del 1800, un rivoluzionario e patriota oppure uno scienziato del 1700? Interroghiamo tra pochissimo i bresciani, restate con noi. Il signor Gino, vero? Gino come Luigi o Gino come Gino? Sono come Luigi. Senta Gino, lei conosce il dialetto, lei è di Brescia? Sì, sono nato a Brescia. Bene, allora, è il bec. Che cos'è il bec? È la persona magra, è il mirtillo oppure è il capro o il caprone? È il bec. Il caprone. Il caprone. Come hai sentito il bec? Dove l'ha mai sentito questo bec? Lo so, cultura generale, bravo Gino. Sul muro esterno del Palazzo delle Poste di Piazza Vittoria, sul muro esterno, si vede ancora oggi una porzione di un antico edificio affrescato da Lattanzio Gambara. Ma dove si trova esattamente questa porzione di muro affrescata da Lattanzio Gambara? È il lato sinistro. Lato sinistro, bravo Gino. Senta, chi fu Carlo Pisacane, a cui Brescia ha dedicato una via? Fu un medico del 1800, un rivoluzionario e patriota o uno scienziato del 1700? Un rivoluzionario patriota. Lei si sente un po' rivoluzionario, Gino? Abbastanza. Fa paura Gino. Il signor Nicola, ben trovato, grazie per la sua presenza. Lei di cosa si occupa? Io seguo le aziende per aiutarle a risolvere i loro problemi. È il bec. Che cos'è il bec? È la persona magra, è il mirtillo oppure è il capro o caprone? È il bec. Punto per la terza. Punta per la lei il capro o caprone. Sì. Hai capito, signor Nicola, risanatore di aziende. Senta, sul muro esterno del Palazzo delle Poste a Brescia, in Piazza Vittoria, c'è un antico affresco del pittore Lattanzio Gambara che è stato conservato nonostante le demolizioni per la costruzione del palazzo. Dove si trova questa porzione di affresco? Sul lato ovest, cioè guardando il palazzo a sinistra, sul retro o sul lato est, ovvero a destra? Siamo sul retro? Sul retro, via Alessandro Volta. E Carlo Pisacane, che ricordi scolastici ha lei, signor Nicola, di Carlo Pisacane? Chi fu? Fu un medico del 1800, un rivoluzionario e poeta, anzi patriota, mi perdoni, oppure uno scienziato del 1700? Diciamo rivoluzionario? Lo diciamo bene, rivoluzionario e patriota. Grazie Nicola. Grazie a lei. Grazie. È stato un piacere. È il bec, eccolo qui accanto a me, un po' mi somiglia anche, è il capro, il caprone in dialetto bresciano. E poi questo muro esterno del Palazzo delle Poste Piazza Vittoria, affrescato da Lattanzio Gambara, si trova sul lato ovest in via 24 Maggio, fateci caso che sicuramente lo incontrerete. Ed infine Carlo Pisacane, dai, questa è abbastanza semplice, è un rivoluzionario e patriota, eccolo qui nel nostro video. Grazie per essere stati con noi, restate qui su Teletutto, alla prossima!